Ascom Confcommercio Vittorio Veneto oggi fa gli auguri alla cittadinanza, a tutti i vittoriesi, in un modo un po' speciale. Decisamente, anche quest'anno abbiamo deciso di ripetere l'evento iniziato l'anno scorso con i dolci auguri natalizi, in collaborazione e grazie soprattutto alla partecipazione dei ragazzi e dei docenti dell'Istituto Alberghiero di Vittorio Veneto, che hanno offerto alla cittadinanza veramente dei prodotti molto particolari, ma soprattutto molto dolci e molto buoni. Questo è uno degli eventi che ha organizzato Ascom per il Natale 2025. Sì, certo, quest'anno abbiamo nell'ambito del Natale 2025 Vittorio Veneto abbiamo creato 3 eventi. Il primo è stato il coro gospel nella chiesa di Sant'Andrea, che ha avuto un successo veramente notevole, oltre le nostre aspettative. Questo è il secondo. L'ultimo evento sarà il sabato 27 dicembre, però è completamente sold out ed è un concerto di musica classica del quartetto Palladio. Il successo è talmente enorme che abbiamo però deciso di ripetere questo concerto nella prima primavera in un ambito molto più ampio. Innanzitutto io vorrei ringraziare Ascom per l'impegno che mette durante l'anno per sostenere le nostre attività commerciali e artigianali, e questo momento del Natale è un momento in cui Ascom dà ancora di più, offrendo queste 3 iniziative importanti per la città. La scorsa settimana un concerto bellissimo di gospel, quest'oggi siamo qui al centro del Quadrilatero, che è il nostro punto focale in cui tentiamo di farlo rivivere, e poi ci sarà un altro appuntamento, quindi il nostro grazie a tutti i commercianti di Vittorio Veneto. Invito tutti i cittadini a recarsi presso i nostri negozi, ad acquistare nei nostri negozi, così da far vivere la città di Vittorio Veneto e fare un'economia circolare. Cogliamo l'occasione anche quest'anno di fare questo dono natalizio di questi dolcetti per rendere un po' più l'atmosfera più accogliente verso il Natale, che speriamo sia di gradimento a tutti. Ecco, per Ascom come è andato quest'anno? L'Ascom diciamo che è sempre presente. Noi nel nostro DNA diciamo sempre Confcommercio c'è, e noi vediamo di esserci sempre in tutte le situazioni che ormai stanno diventando sempre un po' più critiche riguardando il commercio, specialmente quello sotto casa. L'augurio di Ascom ai vittoriesi qual è? L'augurio di Ascom ai vittoriesi è di trascorrere un buon Natale, e un nostro invito come Ascom di prendere in considerazione il commercio e di fare acquisti nei negozi sotto casa e di vicinato, perché mai come in questo momento i nostri negozianti hanno bisogno di tutti noi. Un acquisto serve a tenere una vetrina e una luce accesa in piedi.